Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Minos colpisce duro. Oggi, debutto dell'estate, la giornata più calda. In alcune zone dell'entroterra anche 49 gradi. I turisti provano a rinfrescarsi con limonate e spremute d'arancia. Messina pronta a ridurre la distribuzione dell'acqua per fronteggiare la crisi idrica, una situazione simile a tanti comuni, accompagnata dalle polemiche. Seminavano il panico in discoteca. A Catania arrestati 6 giovani. La baby gang sceglieva a caso le vittime da picchiare. A Palermo vandali in una scuola allo Sperone. Finestre in frantumi, classe a soqquadro. Catania, cimitero monumentale tra incuria, incivili e vandali. Il grido d'aiuto dei cittadini: rubano di tutto, nessuno controlla. Elevato anche il rischio incendi per la vegetazione incolta che invade tombe e vialetti. Autonomia differenziata, ancora opinioni contrapposte negli schieramenti politici e tra nord e sud. In Sicilia, commenta il professor Gullo, docente di diritto amministrativo a Palermo, si rischia la riduzione delle risorse per gli interventi sul territorio. Al TG Sicilia la testimonianza di una donna guarita dalla leucemia grazie alla ricerca e alle cure dell'ospedale di Palermo. Oggi giornata nazionale per la lotta contro i tumori del sangue. Calcio, le 4 siciliane impegnate nei campionati professionistici vogliono essere protagoniste nella prossima stagione e sono già attive sul mercato che aprirà ufficialmente i battenti a luglio. Bentrovati, oggi è la giornata più calda di questo primo assaggio d'estate. In alcune zone dell'entroterra si arriva anche a 49 gradi. I turisti cercano rimedio alle altissime temperature con limonate e spremute d'arancia in strada. Marco Gullà. 49 gradi nell'entroterra siciliano è l'immagine copertina del grande caldo che sta investendo la nostra isola. Qui invece siamo a Palermo. Per le vie del centro molti turisti provano a fronteggiare le altissime temperature bevendo acqua, limonate o spremute d'arancia. Limonata. Oggi è la giornata più calda con temperature che andranno oltre i 44 gradi. La protezione civile ha diramato le consuete allerte anche per rischio incendi. Un caldo che va ad acuire anche la crisi idrica che sta colpendo la nostra regione. Fa veramente caldo oggi. E allora, come si può fronteggiare questo caldo? Occhiali da sole, cappello e ombra. È una spremuta d'arancia che vediamo, la prenda pure. Grazie. Chiedono appunto limonata e soprattutto spremute d'arancia, ideali per fronteggiare questo caldo. I setanti si fermano, li prendono. Diciamo che è necessaria. Poi oltretutto è anche buona, quindi. Un condizionatore portatile è l'unico modo per abbattere il caldo, per fronteggiarlo. E forse non è l'unico, ma è uno dei più efficaci. L'altro metodo quale sarebbe? Quello di stare dentro l'acqua, dentro la vasca da bagno con l'acqua fredda. Cosa si può fare? E allora buon fresco. Grazie. Simpaticissimo. Passiamo ad altro. Messina pronta a una riduzione della distribuzione dell'acqua per fronteggiare la crisi idrica, una situazione che è simile a tanti comuni della Sicilia e non sono poche le polemiche. Francesco Triolo. In un momento di emergenza le cabine di regia emergenziali servono ad accelerare i processi. Noi ci siamo resi disponibili addirittura nell'ultimo confronto a effettuare lavori con risorse nostre proprio per accelerare un procedimento che si sta magari rallentando per motivi autorizzativi e burocratici. Il sindaco di Messina Federico Basile punta il dito contro la regione. La crisi idrica è realtà in tutta la Sicilia. In riva allo stretto si sta cercando di anticipare i tempi per evitare disagi ancora più gravi per i cittadini. Amam ha annunciato che rivedrà gli orari della distribuzione
distribuzione. Sul sito dell'azienda è pubblicata la tabella con inizio e fine dell'erogazione rione per rione, una riduzione media di un paio d'ore. No, Messina ha avuto comunque un calo che è dato ovviamente da questo momento critico che vede tutta la regione ovviamente coinvolta, quindi Messina ha avuto un calo dalle falde, dalle sorgenti, dai pozzi. E questa è la principale novità della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Zanche, nella quale è stato confermato come la disponibilità dell'acquedotto Fiumefreddo si sia ridotta almeno del 60% negli ultimi 2 anni. Così sta scattando un piano di emergenza per cercare di ridurre i disagi. E sull'utilizzo dei pozzi è polemica. Il Codacons Sicilia chiede maggiore attenzione in un momento di grave crisi idrica affinché l'acqua potabile non finisca nelle piscine, mentre scontro tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino e il segretario generale dell'autorità di bacino sull'ipotesi di utilizzo di pozzi in Sicilia contaminati da nitrati per evitare che la stagione turistica abbia pesanti ricadute. Intanto il mare della Sicilia non supera gli esami, a bocciarlo è il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Nella graduatoria sulla qualità della balneazione l'isola è fanalino di coda e per la prima volta è stata esclusa anche dalla classifica delle 5 vele di Lega Ambiente. Francesco Aloi. Le meraviglie di Vendicari, Menfi e Taormina non bastano. Il mare siciliano è stato bocciato. A dirlo è il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Una notizia certamente non bella per l'isola che fa del mare uno dei suoi punti di forza. Le cause dipendono fondamentalmente da un cattivo sistema di depurazione che ancora oggi non serve a gran parte delle nostre aree urbane. L'84% dei campioni prelevati è stato definito eccellente. Un dato che può sembrare alto, ma che se confrontato con quello nazionale diventa basso, dove la percentuale arriva al 95%. E così la qualità della balneazione nell'isola dove è sempre estate crolla all'ultimo posto in Italia. Bisogna preservare questa bellezza tutta nostra, della nostra regione, con spiagge bellissime. Nella costa palermitana più di 20 i siti che hanno una bassa qualità di balneazione, divieti anche nel catanese come a Capomulini e in un tratto di Aci Trezza e nell'Agrigentino. Insomma, le 14 bandiere blu sparse per la Sicilia sembra non bastino. Purtroppo quest'anno nessuna delle 40 località turistiche siciliane monitorate dalla nostra guida blu gode di questo riconoscimento delle 5 vele. C'è stato un arretramento di alcune località che l'anno scorso ne avevano 5. Ma classifiche a parte, il mare della Sicilia è sempre più bello. Parola dei turisti e di chi ci vive. Non c'è dubbio, ma c'è anche il mare inquinato da sversamenti di nafta che colorano di verde le acque nel porticciolo di Ognina a Catania. Abbiamo raccolto le denunce dei nostri ascoltatori. Roberta Lunghi. Il mare a Ognina è diventato una questione impraticabile. Una cartolina del borgo marinaro di Ognina, tanto amato dai catanesi, che si tinge di un verde anomalo e che richiama immediatamente al danno ambientale. Un dolore per chi ama il mare, per i pescatori, per gli armatori. Una denuncia, quella che raccogliamo da Fabio Michalizzi, che rappresenta i tanti che si sono rivolti al nostro telegiornale, ma anche alle associazioni ambientaliste. Questa mattina c'era una grossa chiazza di colore verde che rappresentava appunto nafta di tipo agricolo o peschereccio. Ora o è una perdita che proviene da grossi pescherecci d'altura o è una perdita, come dice una signora e insiste in questa sua tesi, che ci possa essere una perdita in qualche tubo visto che ci sono dei rifornimenti. Da qui l'appello agli organi competenti dopo l'interesse mostrato immediatamente dalla Capitaneria di Porto intervenuta a seguito delle chiamate. Chiediamo alla Guardia Costiera ma anche all'autorità giudiziaria di intervenire, individuare i responsabili e punirli. Alle brutte cartoline però si somma anche quella di un cartello che indicava un divieto di balneazione, laddove sta per completarsi il lavoro per la piattaforma davanti all'Istituto Nautico. Il divieto di balneazione è stato fatto sparire in maniera artificiosa e abbiamo anche documentato con foto, prove fotografiche e video il fatto che questo divieto di balneazione è stato ripescato da alcune persone perché proprio galleggiava nelle acque del porto di Ognina.
Queste sono segnalazioni dei nostri ascoltatori che ringraziamo naturalmente, restiamo sempre a vostra disposizione. Rimaniamo a Catania, seminavano il panico in discoteca risse e violenze di una baby gang che sceglieva a caso le vittime da picchiare. 6 giovani arrestati. Tonino De Mana. Il branco utilizzava la stessa tecnica, provocava una discussione, spesso futile, con la vittima di turno per poi aggredirla con calci, schiaffi, pugni e addirittura a colpi di casco. Scene di ordinaria violenza dentro e fuori le discoteche di Catania, a scatenarle un gruppo di ragazzini capaci anche di prevaricare tanto da trasformarsi in un incubo persino per i titolari dei locali notturni. 6 i giovani finiti ai domiciliari, destinatari anche di un'ulteriore misura, ovvero il Daspo Willy, che prevede il divieto d'accesso alle discoteche e ai locali della provincia di Catania, in questo caso per la baby gang la durata di 3 anni. Indagini della squadra mobile coordinate dalla procura hanno permesso di ricostruire la dinamica dei pestaggi effettuati l'11 febbraio e il 2 marzo scorsi, danni di vittime prese di mira senza un'apparente ragione, come quella subita da uno studente universitario fuori sede finito in ospedale con 7 giorni di prognosi in seguito ad una vigliacca aggressione rilanciata anche sui social ed in particolare su TikTok. Il PM è riuscito ad ottenere dal GIP 7 misure cautelari. La posizione di un altro ragazzino è nelle mani invece del Tribunale dei minori. A Caltagirone è arrestato un uomo per atti persecutori e lesioni personali. Durante una lite con la sua ex compagna ha impugnato un coltello colpendola a una gamba. Era già destinatario dell'obbligo di mantenere una distanza minima da questa persona non inferiore ai 200 metri, ma evidentemente non è servito a molto. Adesso è stato arrestato. Cimitero tra incuria, incivili e vandali, il cimitero monumentale di Catania. Il grido d'aiuto dei cittadini: rubano di tutto, nessuno controlla. È elevato anche il rischio incendi per la vegetazione incolta che invade tombe e vialetti. Tonino De Mana. Signor Sindaco, poi ci sono i barboni e noi abbiamo paura. Io specialmente che vengo da sola con l'autobus, senza macchina, l'altro giorno mi sono nascosta, se non era per una signora che mi aiutava. È il grido d'aiuto di chi si reca al cimitero di Catania per far visita ai propri cari. Quest'esile signora si avvicina alla nostra telecamera, quasi cerca un conforto per raccontare la sua esperienza, con la speranza che la sua voce possa contribuire ad alzare il livello di sicurezza e di attenzione all'interno del Camposanto. Un luogo che disagra ben poco, con quotidiani furti di fiori, fioriere, grate metalliche e cavi di rame, con i predatori di metalli che non conoscono ostacoli e ritegno, tanto da lasciare al buio da mesi un'intera area, quella delle cosiddette colombaie. Dall'affollato Ponte di Ognissanti, dove si cerca di dare una parvenza di decoro e normalità, sono trascorsi 7 mesi in cui l'erba è cresciuta sempre più, ricoprendo tombe e vialetti. Cataste di legno abbandonate, bottiglie di plastica, rifiuti di ogni genere, sterpaglie, come vedete alla mia destra, che ricoprono ogni cosa. Eppure non è una strada qualsiasi di Catania, siamo all'interno del cimitero monumentale. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma anche in presenza è un coro unanime, ognuno ha da raccontare qualcosa. Onestamente abbiamo paura perché ora è estate, no? Per gli incendi, queste cose, c'è troppa spazzatura. Sono arrivata al cimitero e mi hanno rubato i fiori di mio papà, il mazzo dei fiori. Che se ne devono fare di questi fiori? Addirittura dove c'è mio papà, che sono nelle colombaie, manca anche la luce. Perché hanno rubato tutti i fili della luce e gliel'ho messa io a spese mie, quella con le batterie. Una vergogna che rubano le motte. Là vicino al deposito si ci buttano tutti i vasi, cadere. Si ruba e scompare di tutto, persino la dignità da queste parti è scomparsa da un pezzo. Nelle zone di Catania ad alto rischio di incendi, l'amministrazione comunale ha avviato un piano di interventi per evitare che le fiamme si propaghino per via appunto della vegetazione incolta. È stata data priorità alle aree a ridosso di fabbricati e di parcheggi. Da San Giovanni Galermo a Librino sono 96 i settori presi complessivamente in considerazione. Costo dell'operazione poco più di 2
200.000 euro. Vandali in azione nella scuola di Vittorio allo Sperone di Palermo. Qualcuno la notte scorsa ha mandato in frantumi una finestra dell'istituto ed è entrato rovistando nelle aule e mettendo le classi a soqquadro. Marco Gullà. Il vetro che va in frantumi, le aule messe a soqquadro, la scuola è finita, ma al Di Vittorio di Palermo, nel quartiere Sperone, si sono vissuti momenti di apprensione. Qualcuno la scorsa notte ha mandato in frantumi una finestra del plesso scolastico ed è entrato rovistando nelle aule. Non è ovviamente la prima volta che una scuola, lo Sperone a Brancaccio, viene vandalizzata. Spesso è stata presa di mira anche la Pertini. I dirigenti del Di Vittorio però tengono a sottolineare che questo episodio va condannato, ma non li preoccupa. Andiamo avanti, dicono, è un gesto isolato. Non sappiamo cosa possa essere stato, a determinare questo evento. Non credo possa essere considerato un atto vandalico, perché non so, ma probabilmente non è questo, non sono queste le modalità. Ovviamente io non sono del mestiere, non conosco lo svolgersi delle cose, però possiamo dire che vi è stato applicato è stato compiuto questo foro all'interno di una delle finestre della dirigenza e che poi è rimasto così. Siamo nel cuore dello Sperone, qui si lavora ogni giorno per abbattere il muro della dispersione scolastica. Da un tasso di dispersione del 14%, noi siamo scesi quest'anno e con orgoglio lo possiamo dire a meno dell'1%. Avanti tutta quindi, nonostante atti vandalici e tentativi di furti. Autonomia differenziata, si discute e ci si divide. La frammentazione normativa, il possibile indebolimento dell'amministrazione centrale e l'esigenza di copertura finanziaria che potrebbe gravare sulle tasche dei cittadini. Il professor Gullo dell'Università di Palermo identifica in questi tre elementi le preoccupazioni della politica che si agita contro la legge sull'autonomia differenziata e aggiunge: per la Sicilia si rischia la riduzione delle risorse per gli interventi sul territorio. Roberta Lunghi. Dai leghisti del nord Italia, Salvini e Zaia in testa, pronti a preparare la grande festa dell'autonomia, a chi invece, seppure appartenente allo stesso schieramento, come il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, mister preferenze della Lega in Calabria, definisce la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata diventata legge nazionale un pasticciaccio difficile da decifrare. L'opposizione intanto, Renzi compreso, si agita per ottenere il referendum abrogativo con 5 regioni, Emilia, Puglia, Campania, Sardegna e Toscana, pronte ad appoggiarlo. Su un altro fronte c'è il ricorso della Regione Campania alla Corte Costituzionale per impugnare la riforma, per la quale, alla luce di tanti dissensi, occorre scorgere quali siano le preoccupazioni o i punti deboli dell'eventuale espansione delle competenze autonomistiche delle regioni. Quello che non è chiaro è l'effetto di questo ulteriore conferimento di potestà legislativa, perché questo aumenterebbe indubbiamente la frammentazione normativa dell'ordinamento italiano. Questo passaggio di funzioni, sia legislative che amministrative, potrebbe comportare anche un indebolimento del ruolo dell'amministrazione centrale. L'importante esigenza di copertura finanziaria per garantire i livelli di autonomia potrebbe però essere il tallone di Achille capace di ripercuotersi nelle tasche dei cittadini. La strada percorribile è duplice: o sarà necessario ridimensionare ulteriormente la spesa pubblica, oppure sarà necessario aumentare il livello di pressione fiscale. La Sicilia, regione a statuto speciale, con i favori del suo governatore sul tema e con il ministro Nello Musumeci che invita a non versare lacrime, quale ripercussione potrebbe avere? Si può porre un problema più generale di riduzione anche delle risorse pubbliche per intervenire soprattutto nel contesto territoriale in cui sono più forti le situazioni di marginalità economico-sociale. Torniamo alla cronaca. Quelle che vedrete sono le immagini di una sparatoria avvenuta a Scicli, eccola qua, nel Ragusano, non lontano da un istituto scolastico. È stata una spedizione punitiva fra giovani. Potrebbe trattarsi anche di un regolamento di conti. Sentite i colpi sparati. Alcuni litigano, qualcuno è dentro un'auto, si prendono a botte, la persona alla guida della macchina sgomma, fugge via, alcuni restano appesi alle portiere e altri dentro l'abitacolo. Sullo sfondo si sono sentiti i colpi di pistola, chiaramente. Nella giornata per
la lotta contro le leucemie, diverse le iniziative dell'associazione AIL per sensibilizzare e informare su servizi e sostegni economici a favore dei pazienti. Al nostro TG ecco la testimonianza di una donna guarita grazie alla ricerca e alle cure dell'ospedale di Palermo. Davide Sardo. 2 anni fa mi è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta e sono in cura presso il Cervello di Palermo con l'equipe della dottoressa Patti, il dottore Mulè e la dottoressa Calafiori. Mi sono trovata benissimo, per me hanno provato loro, c'era questa sperimentazione che ha finanziato l'AIL e quindi le cose vanno abbastanza bene. Faccio l'immunoterapia, non ho fatto il trapianto di midollo osseo, l'ultimo midollo che lo faccio ogni 3 mesi adesso era pulitissimo. Questa è una delle tante testimonianze di pazienti dell'AIL di Agrigento. La signora Rosalba è quasi del tutto guarita da una grave forma di leucemia. Anche lei adesso è una volontaria dell'associazione AIL per sostenere e diffondere un messaggio di speranza agli ammalati, a coloro che fronteggiano le difficoltà della malattia. Insieme con altre volontarie sono state all'opera all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, al fine di sensibilizzare e informare su servizi e sostegni economici gratuiti erogati a favore dei pazienti. Tutte noi siamo sicuramente spinte oggi ancora di più dall'importanza che secondo noi riveste la ricerca scientifica ed è uno dei principali obiettivi ovviamente dell'AIL nazionale, che oggi oltretutto per noi è un giorno di festa, perché oltre a ricorrere la giornata nazionale, oggi l'AIL compie anche 55 anni di attività. In serata alle ore 21 si svolgerà la caratteristica accensione del Tempio di Giunone nella Valle dei Templi. Ma oggi è anche il giorno simbolo della lotta alla sclerosi laterale amiotrofica. A Catania ha presentato il Memorial Bonina, che è un torneo calcistico che mette insieme lo sport e la ricerca. Il quadrangolare si terrà domenica 30 a Maletto. Marco Carli. Il calcio e la ricerca scientifica, un connubio importante che si rinnova. Presentato il primo Memorial Stefano Bonina, un gol per la ricerca sulla SLA. Il quadrangolare di calcio a cui prenderanno parte grandi nomi dello sport e non solo, che si svolgerà il prossimo 30 giugno allo Stadio Comunale di Maletto, quando verrà svelata la targa di intitolazione dell'impianto proprio alla memoria di Stefano Bonina, a 10 anni dalla scomparsa avvenuta a causa della SLA. In onore di mio padre, ex presidente della scuola di calcio del Maletto, l'obiettivo di questo evento fondamentalmente era quello di sensibilizzare imprese e istituzioni. Infatti abbiamo raccolto più di 50 aziende che hanno donato a Teleton, ad Arisla, la Fondazione Associazione di Ricerca sulla SLA, AISLA, e ho coinvolto tutte le fondazioni affinché ho cercato di sensibilizzare tutti gli imprenditori a fare delle donazioni. Alla presentazione, oltre al presidente dell'Ars Galvagno, esponenti del mondo della ricerca e dello sport, tutti hanno firmato il pallone della ricerca scientifica. Appuntamento dunque al 30 giugno. Quindi vi aspetto domenica 30 giugno al quadrangolare della ricerca allo Stadio Comunale di Maletto per mettere anche tu la firma per la ricerca scientifica. Sono sbarcati a Pozzallo i 45 migranti che erano stati soccorsi dall'ONG Mare Go a 90 miglia dalle coste del Ragusano. Tutti, secondo il sindaco Amatuna, sono in discrete condizioni sanitarie, con l'eccezione dei consueti contagi di scabbia. Ci fermiamo qui in attesa del via ufficiale al calciomercato. Le squadre siciliane sono già in movimento per rafforzarsi, ve ne parleremo tra pochissimo. State con noi, vi aspettiamo. Calcio. Il 1° luglio comincia ufficialmente la sessione estiva di mercato, ma le società siciliane professionistiche sono già attive da tempo. Marco Carli. 10 giorni al via ufficiale del mercato, ma le società hanno già cominciato a lavorare. Il Palermo vuole puntellare la difesa con Ferrari, offerto un biennale con opzione per il giocatore che Dionisi ha allenato al Sassuolo e che potrebbe essere il primo acquisto dei rosanero. In uscita Soleri è sempre più vicino allo Spezia, mentre per Brunori la richiesta dei rosa è alta, 10 milioni, e scoraggia i contendenti. Interessa Van der Putte, ma la concorrenza è tanta. Dalla B alla C, in casa a Catania, dopo la presentazione di Toscano, il lavoro non manca anche per trovare gli accordi
accordi per le cessioni di giocatori che non rientrano nei piani societari, ma molti dei giocatori, compresi quelli rientrati dai prestiti come la Dinetti, lo diciamo da tempo, saranno valutati. Dovrebbe restare Ciccerelli, poi in difesa piace Anastasio, ex Casertana ma di proprietà del Monza. Su Capomaggio la concorrenza dell'Avellino è forte, 1 o 2 interpreti del Cesena della promozione potrebbero accompagnare Toscano nell'avventura catanese. In casa Messina arriva anche l'indiscrezione dell'interessamento di un gruppo di investitori cinesi per la società, una notizia da prendere con le pinze anche perché Sciotto a qualsiasi acquirente chiede di restare con una quota del 20%. Nel frattempo resta bloccata la situazione legata al DS dopo che Roma si è accasato a Foggia. Il Trapani dell'ambizioso presidente Antonini, infine, arrivano smentite sulla possibilità che Chiricò possa vestire il Granata. Si potrebbe chiudere per Zuppel, attaccante toscano protagonista nell'ultima stagione ad Acireale. Vedremo, intanto noi ci fermiamo, l'appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.